Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati da Alberto Minazzi dal Palarubini di Trieste per questo turno pasquale del campionato di Serie A. L'Umana Reyer è ospite nel derby del nord-est di una lanciatissima Alma Trieste, allenata dal loro inquadrato coach Dalmasson, ex dell'Umana Reyer sia al maschile che al femminile. Trieste arriva da 4 vittorie di fila e c'è il sold out, tutto esaurito già dopo 2 giorni di prevendita qui al bellissimo nuovo impianto, la Allianz della Allianz Dome di Trieste, con l'Umana Reyer che propone in quintetto Heinz, Tonut, Bramos, Mazzola e Watt. Stone e Day sono recuperati dopo una settimana difficile dal punto di vista degli allenamenti, ma non sono in quintetto e vedremo quanto potranno essere utilizzati. Resta fuori nelle rotazioni degli stranieri Gasper Widmar. E si comincia con il primo possesso per l'Umana Reyer nelle mani di Marquez Heinz, poi c'è Valerio Mazzola che scambia con Michael Bramos, l'uscita a ricciolo di Marquez Heinz, ancora Bramos. Cerca lo scarico per il capitano, extra passaggio, l'accelerazione, Tonut, gran pazienza per l'attacco dell'Umana Reyer con la tripla di Valerio Mazzola che sblocca il match, prova a correre subito, Trieste sotto 3-0 dopo la percentuale, dopo il canestro da 3 punti dell'Umana Reyer arriva l'errore di Dragic, il rimbalzo di Mitchell Watt e il pallone nelle mani di Stefano Tonut per la transizione oro granata, oggi maglia bianca per la squadra allenata da coach Walter De Raffaele, una tripla aperta per Bramos con l'errore ma il rimbalzo offensivo, un errore anche per Heinz, ritmi indiavolati fin dall'inizio con Wright che va dentro e trova l'appoggio al tabellone con il fallo di Valerio Mazzola. Trieste schiera in quintetto Wright, Dragic, Daros, Sanders e Knox. Dicevamo come l'Umana Reyer sia attesa da questo incontro per staccare il pass per i playoff. In caso di vittoria sarà matematico l'accesso alla seconda fase e sarebbe l'ennesima volta, intanto Wright segna il primo tiro libero, l'ennesima volta dal ritorno in Serie A, 8 volte sarebbe l'ottava volta in cui l'Umana Reyer partecipa alla post season in 9 partecipazioni dal massimo campionato dopo il ritorno in Serie A. Intanto 2-2 per Wright dalla linea della carità e l'Umana Reyer si trova comunque in vantaggio per 3-2. Stefano Tonut con l'uscita a ricciolo di Marquez Heinz che vede un varco, va dentro, appoggia il tabellone il capitano, bella penetrazione di Marquez Heinz, torna più 3. L'Umana Reyer che però perde dall'altra parte con il facile appoggio al tabellone. Sanders rimane a contatto Trieste, ancora ritmi velocissimi sia sul lato che sull'altro. Mazzola per l'accelerazione di Stefano Tonut, lo scarico per Bramos, Marquez Heinz all'1 contro 1 con Wright, l'incrocio di Heinz, il tiro dalla media del capitano, l'errore a rimbalzo offensivo, ancora l'Umana Reyer con Mitchell Watt che cade sul parquet, cerca un compagno, lo trova in Michael Bramos, ancora un cambio di lato, Mazzola per Heinz, ultimi 4 secondi per l'azione di tiro, va su Marquez Heinz, perde la maniglia, ma attenzione perché c'è il fischio arbitrale per il primo fallo di Wright e vediamo se gli arbitri considerano chiusa l'azione, penso proprio di sì, e infatti così è, aveva chiuso il palleggio e potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi Marquez Heinz. Spettacolare fin da queste prime battute il derby tra l'Umana Reyer e l'Alma di Trieste, che in un turno in quel caso natalizio, intanto inquadrati i tifosi che anche vista la vicinanza della trasferta e segna il primo tiro libero Marquez Heinz, sono presenti in massa qui al Palarubini. Ricordiamo appunto curiosa la coincidenza che l'andata si giocò praticamente il giorno di Santo Stefano, intanto 2-2 per Heinz e più 3 per l'Umana Reyer. Adesso si gioca invece la vigilia di Pasqua e presta tutto campo l'Umana Reyer che ha ripreso il più 3, ancora però si fa trovare scoperta la gran stoppata di Valerio Mazzola su Knox, poi però c'è proprio il fallo da parte di, attenzione, proprio Mazzola, ed è il secondo personale per Valerio Mazzola, ma rivediamo il gran gesto atletico che va su Mazzola e stoppa il centro di Trieste che però si trova il pallone in mano e poi porta a casa il fallo che gli permetterà di andare in lunetta. Molto reattiva a rimbalzo offensivo finora l'Umana Reyer, invece qualche gap in difesa con Trieste che con la sua velocità riesce a trovare spesso un uomo libero sotto e portare a casa i tiri liberi. 2-2 in precedenza per Wright e 2-2 anche per Knox per Trieste che rimane a -1.
Gioca solo da 2 minuti, già alto il punteggio. Del resto Trieste è una delle squadre che segna di più nel campionato italiano. Marquez Haynes, bella assist per Mitchell Watt, cambio di lato, ancora un'accelerazione di Stefano Tonuto, il tiro dalla media, sfortunato, ma ancora un imbalzo offensivo di Mitchell Watt che viene subito rinnescato da Marquez Haynes, va via Knox, il gran movimento da parte di Mitchell Watt che dunque segna i primi 2 punti della partita. Watt che è uno dei più precisi del campionato nelle conclusioni da 2 punti, se non vado dato è il migliore in questa percentuale, ma soprattutto sta attraversando un grandissimo momento di forma. Di nuovo più 3 per l'Umana Reyer che difende benissimo con Mazzola su Daros che sbaglia, e c'è il rimbalzo per l'Umana Reyer che può provare ad allungare il pallone nelle mani di Marquez Haynes. Gioca a 2 con la grande accelerazione, il pick and roll tra Haynes e Watt e l'appoggio di Mitchell Watt al tabellone per il massimo vantaggio Umana Reyer, più 5, 6-11. Zona 3-2 per l'Umana Reyer, la legge in post Trieste con Knox che sbaglia, ma attenzione, c'è un fischio arbitrale. Il primo fallo di Mitchell Watt, terzo di squadra però per l'Umana Reyer, e Knox ancora una volta che andrà in lunetta. È chiaro, una zona 3-2 va letta in quella zona del campo. Subito Trieste brava a servire il proprio centro, che ha fatto 2 su 2 nel viaggio precedente dalla linea della carità, e riprende segnando il tiro libero del 7-11. Ne avrà un altro a disposizione per portare nuovamente l'Alma di Trieste ad un solo possesso di ritardo rispetto all'Umana Reyer, e ci riesce Knox con un altro 2 su 2 nei tiri liberi. 8-11 il vantaggio di 3 punti dell'Umana Reyer praticamente sin dall'inizio, con la tripla di Mazzola che ha sbloccato il match. Tonut aggredito proprio da Knox, la buona circolazione, viene perso qui invece Mitchell Watt che può schiacciare, terzo canestro di fila per il numero 50 dell'Umana Reyer, che si riprende subito i 5 punti di vantaggio e soprattutto riesce a coprire il pitturato per una squadra che ama correre come Trieste. Wright, l'accelerazione, la penetrazione e lo scarico per Knox, il tiro dalla media, è caldissimo anche Knox, se da una parte c'è Watt dall'altra c'è l'altro centro per tenere a contatto la formazione di coach Dalmasson. Il pallone ancora nelle mani di Mitchell Watt che scarica, ancora buonissima circolazione dell'Umana Reyer, finge la tripla Mazzola che penetra, dà a Mitchell Watt il gancio mancino, 8 di fila di Mitchell Watt, e Umana Reyer di nuovo a più 5, 10-15 dopo 4 minuti di gioco senza praticamente interruzioni o soluzione di continuità. Dragic deve ancora accendersi, bisogna stare molto attento a questo giocatore che è decisamente un'addizione importante per l'organico dell'Alma, che attacca con Wright, lo scarico per Knox, buona la difesa, qui forse c'è un doppio palleggio, anzi sì, c'è il doppio palleggio, la palla persa ha fatto buona guardia alla difesa dell'Umana Reyer. Non a caso, nonostante i tanti punti subiti nelle ultime partite, rimane la miglior difesa del campionato, quella della squadra di coach Walter De Raffaele. Rivediamo come c'è l'infrazione di doppio palleggio da parte di Justin Knox, e dunque l'Umana Reyer ha la possibilità di allungare ulteriormente nel match. Marquez Haynes aggredito, raddoppiato, lo scarico Bramos per Tonut che va dentro, fa cadere l'avversario, poi però non si prende il tiro. Qui c'è un errore e c'è il contropiede per Trieste con Dragic sotto mano, il tap-in facile per Daros. Niente da fare, si resta su quell'elastico 3-5, ma comunque sempre con l'Umana Reyer in avanti nel punteggio. Mazzola, buono il suo avvio di partita, poi Bramos per Tonut, arriva il blocco di Mitchell Watt, va dall'altra parte Stefano Tonut che subisce il fallo di Sanders, primo fallo di Sanders praticamente alla metà del primo quarto, con l'Umana Reyer avanti di 3. Ovviamente il bonus ancora non è stato speso dall'Alma di Trieste, neanche dall'Umana Reyer, sono 2 falli per i triestini, mentre l'Umana Reyer è a quota 3 infrazioni. La rimessa di Michael Bramos per Marquez Haynes, arriva il blocco di Mitchell Watt, servito Bramos che finge la tripla, poi va giù su Dragic che si lamenta, deve stare attento anche eventualmente al fallo tecnico. Il terzo fallo di squadra anche per Trieste, vediamo come Bramos faccia saltare l'avversario, uno sgambetto involontario per Dragic, ma c'è il danno riportato da Michael Bramos e dunque il fallo assegnato al giocatore di Trieste con la nuova palla in mano per l'Umana Reyer quando siamo entrati nella seconda metà del primo quarto. La rimessa di Michael Bramos, servito Valerio Mazzola che consegna a Marquez Haynes, chiede spaziatura ai compagni. Haynes che prova l'accelerazione, vede un varco, va su, viene
stoppato ancora Mitchell Watt, e che canestro da parte di Mitchell Watt, 10 di fila per Mitchell Watt. Umana Reyer più 5, ma un canestro di una difficoltà immane. Intanto dall'altra parte c'è un errore clamoroso di Dragic, perso ancora una volta dalla difesa su questi tagli. Umana Reyer si è fatta trovare un paio di volte scoperta, speriamo che riesca a registrarsi. Comunque è più 5, comunque palla in mano quando mancano 4 minuti e mezzo meno al termine del primo quarto. Attenzione a Bramos, marcatissimo, arriva un tiraccio da 3 punti. Niente, non riesce ad andare oltre i 5 punti di vantaggio l'Umana Reyer, che ora difende con un fischio contro la difesa. È il primo fallo di Stefano Tonut, il fallo del bonus per l'Umana Reyer, che ha pronti dei cambi. Kennedy e Biliga sono pronti ad entrare, rivediamo intanto il replay, vedremo chi toglierà. Coach Walter De Raffaele toglie Mitchell Watt e Michael Bramos, con il possesso ancora per l'Alma di Trieste a meno 5 a 4:09 dal termine del primo quarto. Si riparte da Wright, poi abbiamo Sanders, il pallone per Dragic che va sulla linea di fondo, e gran canestro, questo è molto più difficile rispetto a quello che ha sbagliato in precedenza. Si sblocca Dragic, deve stare attenta l'Umana Reyer, perché Trieste non molla di un centimetro, è sempre lì a 3 punti di ritardo. Marquez ci prova con la tripla, il capitano infila la tripla, e adesso sì, è il massimo vantaggio per l'Umana Reyer, più 6, 14-20. Attenzione dall'altra parte, Wright risponde subito a Trieste. Niente, Trieste rimane sempre lì, sempre a 3 punti, sempre ad un possesso pesante di ritardo dall'Umana Reyer, che ora attacca giocando a 2 con Paul Biliga e Marquez Sainz. Biliga, il bel movimento, la mano morbida. Che percentuali questa sera di tiro sul parquet dell'Allianz Dome di Trieste, con l'Umana Reyer a più 5, adesso attaccata ottimamente. Che giocata qui, solo applausi per Wright, che ridà il meno 3 alla sua squadra. Già 41 punti segnati in 7 minuti di gioco, questi sicuramente sono ritmi da Trieste, ma l'Umana Reyer ha saputo adattarsi ed è sempre stata per ora in vantaggio. Il primo tiro della partita di DJ Kennedy è corto, con il rimbalzo per l'Alma, che costruisce. Servito Dragic, marcato da Tonut. Ricordiamo che l'Umana Reyer ha già speso il bonus, e Dragic, come dicevo in precedenza, si è acceso. Attenzione, perché adesso è arrivato ad un solo punto il ritardo per la formazione di casa, con il possesso comunque per l'Umana Reyer. 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Kennedy per Tonut, che ci prova da 3 punti, è corto il rimbalzo, buon tagliafuori questa volta da parte di Trieste, che riparte ovviamente dalle mani di Wright, marcato da Haynes. Il blocco di Knox, che non viene servito, si preferisce andare da Sanders con la tripla, che è completamente sbagliata. Transizione veloce a campo aperto per l'Umana Reyer, con Marquez Haynes che cambia direzione, cambia velocità e trova il canestro. Gran giocata ancora di Marquez Haynes, con il fallo anche di Daros, che porta il bonus Trieste. Pronto ad entrare per l'Umana Reyer Andrea De Nicolao al posto di Stefano Tonut, e per Trieste invece c'è in campo Mosley al posto di Knox. Tiro libero supplementare per Marquez Haynes, che dunque può riportare a 2 possessi, questa volta però non pieni, di vantaggio l'Umana Reyer, dopo che si era ravvicinato a meno 1. L'Alma di Trieste invece sbaglia il tiro libero Marquez Haynes, e dunque c'è la possibilità, con una tripla eventualmente per Trieste, di impattare dopo l'iniziale 0-0. Non è mai stata in parità la formazione di Dalmassone. Attenzione, proprio Dragic, quasi l'avessi sentito, arriva la tripla dall'angolo di Dragic, ed è pareggio per Trieste. Si è acceso Dragic, sbagliato ovviamente la sua impressione. 24 pari il punteggio, con il possesso per l'Umana Reyer. Vedete le percentuali molto alte per entrambe le squadre, ma anche quelle nel tiro da 2, mentre attenzione, c'è un fallo, ed è un fallo in attacco di Biliga, quindi palla persa per l'Umana Reyer e Trieste, che ha la prima opportunità. Ripeto, non guardate il punteggio di sovraimpressione, rivediamo il blocco in movimento di Paul Biliga, e la palla persa per l'Umana Reyer. Chiedo scusa. Entra in campo Cavaliero per Trieste in questi ultimi 100 secondi di gioco nel corso del primo quarto. Eccolo qua, Daniele Cavaliero, il pallone per uno scatenatissimo Dragic, e poi va su e schiaccia Mosley. Il primo vantaggio della partita per Trieste sul 26-24.
In cabina di regia per l'Umana Reyer adesso c'è De Nicolao che scambia con Mazzola. Alle viste c'è per un altro cambio per l'Umana Reyer che rimane in possesso di palla sia pur con qualche difficoltà. Marquez Haynes che va dentro ancora una volta, scarica per Paul Biliga, il tiro dalla media entra ed esce, e attenzione perché Trieste ha anche il pallone dopo aver trovato il primo vantaggio. Wright penetra, bellissimo assist qui, e Daros lo concretizza con Trieste che va a +4 addirittura, e ovviamente chiama time out la panchina dell'Umana Reyer perché a 57 secondi al termine, 56,9 esattamente dal termine del primo quarto, Trieste per la prima volta ha 2 possessi di vantaggio, sempre in vantaggio dopo la tripla iniziale di Valerio Mazzola. L'Umana Reyer ma non ha mai mollato l'Alma Trieste che limando punto su punto è riuscita a rimontare dal massimo svantaggio, quello trovato dopo 6 minuti e mezzo circa da Marquez Haynes con la tripla del 14-20. Adesso il punteggio è 28-24, dunque da quel massimo vantaggio Trieste ha segnato 14 punti, l'Umana Reyer solo 4, e poi c'è anche un parziale aperto di 7-0 dall'ultimo canestro dell'Umana Reyer, che è stato quello di Marquez Haynes praticamente un minuto e qualcosina fa, 1 minuto e 14 esattamente fa, quell'azione da potenziale da 3 punti che non è stata concretizzata per l'errore al tiro libero dell'Umana Reyer. E intanto abbiamo visto questa grande azione, merita di essere rivista più volte l'intelligenza cestistica di Wright, che serve un assist al bacio per Daros, che si lamenta anche per un contatto. Comunque ha trovato il vantaggio per Trieste e per l'Umana Reyer entra in campo Austin Day per Mazzola. D'altra parte c'è Voje Peric, ex di turno vincitore dello scudetto con la maglia dell'Umana Reyer, il croato ora giocatore di Trieste. Austin Day, l'abbiamo detto, ha avuto difficoltà in settimana a causa dell'influenza, si è allenato poco, vedremo quale potrà essere il suo contributo. Per ora Mazzola ha fatto molto bene nel suo spot, vedremo se Austin Day riuscirà a fare altrettanto. Attacco di De Nicolao con il movimento di Marquez Haynes che riceve, si fa vedere anche DJ Kennedy, è suo il pallone. Austin Day un po' fermo l'attacco dell'Umana Reyer, ultimi secondi, 6 per l'azione di tiro con DJ Kennedy, e c'è l'infrazione di passi, la partenza incrociata, ma mancava veramente poco, un po' fermo in questa frangente, lo ripeto, l'attacco dell'Umana Reyer ha rischiato anche lo sfondamento su Dragic. Kennedy è stato fermato prima per l'infrazione di passi. E Trieste ancora una volta, intanto una sola palla recuperata, questa per Trieste, o meglio no, perché non c'è stato il fallo. Attenzione qui intanto Wright e poi Dragic, servito sotto Peric, tocca il primo pallone il giocatore triestino, poi la tripla di Dragic, entra ed esce, poi si lotta a rimbalzo, Peric si tuffa sul parquet, resta in possesso di palla Trieste che ricostruisce dall'arco, ancora Dragic da 3 punti corto, ma c'è ancora un rimbalzo offensivo e Mosley che trova il canestro del parziale di 9-0, poi De Nicolao con la tripla sulla sirena, la infila, e dunque l'Umana Reyer al primo intervallo è sotto di 3 punti. Alma Trieste 30, Umana Reyer 27. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Ben
ritrovati dunque dall'Allianz Dome di Trieste, queste le statistiche di un bellissimo primo tempo nel derby tra Alma Trieste e Humana Reyer Venezia. Le statistiche appunto parlano di percentuali molto elevate sia su un fronte che sull'altro, derby spettacolare, punteggio alto, l'Humana Reyer, fate vedere le statistiche molto velocemente, ve le riassumo io, ha un 2 su 3 ai tiri liberi, un 8 su 14 da 2 punti, un 2 su 4 da 3 e 8 rimbalzi di cui 4 offensivi. Una Humana Reyer che ha condotto praticamente per tutto il primo tempo. Il primo vantaggio di Trieste è arrivato a 1 minuto e mezzo dal intervallo breve, dal primo intervallo, ma è arrivato grazie ad un parziale che poi è anche continuato, un parziale che è arrivato a 9-0 dando il 30-24, il più 6 con appunto l'Humana Reyer che ha subito praticamente in 3 minuti e mezzo un parziale di 16-4 dalla formazione triestina. Poi è arrivata per fortuna sulla sirena la tripla messa a segno da Andrea De Nicolao per tenere a contatto la formazione orogranata in maglia bianca. Avete visto, ho inquadrato adesso oltre a Mazzola, mentre adesso ho inquadrato anche il pubblico di Trieste, Julian Stone, che per ora non è sceso in campo, giocatore che sta rientrando da un infortunio, anche lui si è allenato ben poco in settimana, comunque è della partita, vedremo che tipo di contributo potrà dare. Austin Day intanto è sceso in campo per questo nell'ultimo minuto del primo quarto e sarà in campo anche in questo secondo quarto assieme a De Nicolao. Attenzione, mi pare che sia Julian Stone in campo comunque, mentre per Trieste entrano Fernandez e eccolo qui Julian Stone che dunque è in campo, vedremo anche lui come sta. Dicevo, per Trieste sono entrate Fernandez e Strautins. Per l'Humana Reyer il quintetto invece vede Stone, De Nicolao, Biliga, Kennedy e Day. Chiamiamolo il secondo quintetto dell'Humana Reyer, che per ora non ha schierato sul parquet soltanto Giuri e Cerella. L'attacco di Fernandez, che anche lui debutta nella partita, Strautins per Cavaliero, ancora Trieste in attacco con Voie Peric, consegnato per Cavaliero che si prende la tripla, la mette, che tripla per il giocatore proprio triestino di nascita, un gran canestro da 3 punti, il resto è la specialità della casa, possiamo definirla così, sia per Daniele Cavaliero che per l'Alma di Trieste, che torna ad avere il massimo vantaggio mentre c'è un fallo fischiato alla difesa di Trieste, primo fallo del secondo quarto con Trieste che però, lo ripeto, è tornata ad avere il massimo vantaggio, più 6 sia su un lato che sull'altro per quel che riguarda il massimo margine rispetto agli avversari. Il Humana Reyer l'ha toccato sul 14-20, Trieste prima sul 30-24 e adesso sul 33-27 con Andrea De Nicolao che attacca Austin Day. Il consegnato per DJ Kennedy che prova l'accelerazione, va su DJ Kennedy e trova il canestro, trova anche il fallo di Mosley e avrà il tiro libero supplementare. Che accelerazione di Kennedy, che è riuscito ad armare la sua mano preferita, cioè la mano sinistra, che era un blocco anche di Austin Day, in questo caso va rimarcato. Poi è stato bravissimo Kennedy a mantenere il possesso di palla e a trovare il canestro con il potenziale tiro libero supplementare per tornare ad un solo possesso di ritardo. Sì, va a segno il tiro libero di Kennedy, dunque 33 per l'Arma di Trieste, 30 per l'Humana Reyer, con l'attacco triestino nelle mani di Fernandez che ci prova da 3 punti ancora. Anche Fernandez dopo Cavaliero si iscrive alla partita con una tripla. Dall'altra parte De Nicolao che ci prende il tiro da 3 punti, è corto il rimbalzo di Voie Peric che guida la transizione, poi serve ancora per Fernandez, un varco troppo largo davanti a lui e allunga Trieste, più 8, nuovo massimo margine per la formazione di coach Dalmason, 38-30. Julian Stone prova a giocare a 2 con Paul Biliga, va dentro Paul Biliga, c'è un fischio arbitrale, c'era l'infrazione ai passi di partenza e mi sembrava velocità normale, non l'ho commentato, ma l'impressione era purtroppo questa e dunque un'altra palla persa, la quarta della partita per l'Humana Reyer, che invece di palle recuperate ancora non ne ha. Ma in questa partita, ripeto, si è giocato a ritmi altissimi e attenzione ancora a Fernandez che ci prova ancora da 3 punti, incredibile, arriva alla doppia cifra il vantaggio di Trieste.
Stavo dicendo, si è giocato a ritmi altissimi con percentuali altissime. Trieste ha ricominciato addirittura con 3 triple e un canestro in penetrazione di Fernandez, toccando la doppia cifra di vantaggio. Ben costruita questa tripla di DJ Kennedy con l'errore, un altro rimbalzo offensivo, e grazie ai rimbalzi offensivi che l'Umana Reyer sta facendo sentire la sua voce a una Trieste che invece sta tirando con percentuali altissime. Stone, il blocco di Paul Biliga, ci prova Julian Stone da 3 punti, un altro errore ma un altro rimbalzo offensivo. DJ Kennedy per Paul Biliga, e qui c'è il fallo da parte della difesa su Paul Biliga, il fallo di Strautins. Ecco, Trieste almeno è a 3 falli di squadra e si gioca da 1 minuto e mezzo, anzi scusate, a 2 minuti di gioco, 2 minuti e 6 secondi, con il ritorno in campo di Stefano Tonut per l'Umana Reyer, e Biliga segna il primo tiro libero, riportando l'Umana Reyer a -10, può portarla sotto la doppia cifra di ritardo, e ci riesce con il secondo tiro libero Paul Biliga. Umana Reyer 32-41 per l'Alma di Trieste. Stefano Tonuto ha preso il posto di Andrea De Nicolao, dunque Julian Stone sarà lui in cabina di regia, ma il pallone nelle mani dell'Alma di Trieste, e c'è il fallo di Julian Stone, chiaramente non in condizione, si vede anche da queste difese. Lui normalmente è uno che con i garretti riesce a stare dietro all'avversario, qui è stato costretto ad usare le braccia per fermare l'avversario, e dunque gli arbitri hanno subito fischiato, e giustamente dobbiamo dirlo, il fallo di Julian Stone, che ridà il pallone a Trieste sul +9 a 7:45 dal termine del primo tempo. L'attacco dell'Alma con una gran giocata che non va a segno sull'alley-oop di Cavaliero per Mosley. L'idea era buona e anche spettacolare, ma non è riuscita ad arrivare alla schiacciata di Mosley. Recupera il pallone l'Umana Reyer, che deve cercare di approfittarne. Rivediamo ancora Cavaliero che dà a Mosley, che schiaccia sul ferro. Bravo anche Biliga a porre ostacolo con il corpo alla facile schiacciata per Trieste, che comunque resta a +9. L'attacco di Austin Day, che va all'1 contro 1 e porta a casa il fallo del bonus. Dopo 2 minuti e mezzo Trieste è già al bonus, e anche il secondo fallo di Mosley. Diciamo che può essere questa una la chiave di lettura in questo secondo quarto, in cui Trieste ha cominciato sparando con percentuali altissime. Gran protagonista Fernandez con 8 punti, ma anche la tripla iniziale di Cavaliero è stata di pregevolissima fattura per un'Alma già a 41 punti dopo 12 minuti di gioco, 12 e mezzo esattamente adesso. Il possesso nelle mani di Julian Stone, che prova a sfruttare il blocco di Biliga, poi Austin Day, la partenza, un'altra infrazione di passi sanzionata più volte, l'infrazione di passi in questa partita. Rivediamo la partenza, l'arresto troppo lungo, poi il saltello, giustissima l'interpretazione. Diciamo che se l'arresto è stato graziato, mentre torna in panchina Paul Biliga, rientra in campo Mitchell Watt per l'Umana Reyer. Dicevo, se l'arresto in movimento è stato graziato dalle nuove regole, questo però è un'infrazione di passi evidente lo stesso anche col nuovo regolamento. Attenzione a Peric, che va a attaccare Austin Day, la penetrazione, lo scarico, ancora la circolazione, il tentativo da 3 punti, questa volta di Strautins non va, ma c'è il rimbalzo offensivo di Mosley, e poi un extra passaggio di Fernandez per la tripla dall'angolo, ancora una volta di Daniele Cavaliero. La coppia di esterni di riserva, chiamiamola così, dell'Alma di Trieste sta affondando, perché è -12 adesso per l'Umana Reyer, che ci prova con ancora la buona circolazione. Poi Austin Day fa saltare Peric, che commette una ingenuità perché regala 3 tiri liberi a Austin Day. È entrato Knox in campo al posto di Mosley per l'Alma, o meglio sta entrando in questo momento, mentre per l'Umana Reyer ci sono Bramos ed Haynes al posto di Stone e Kennedy. Stone ha dimostrato appunto di grande professionalità, stringendo i denti per esserci, ma chiaramente il suo contributo in queste condizioni è gioco forza limitato. 3 tiri liberi allora per Austin Day, per cercare di riavvicinare l'Umana Reyer dal massimo svantaggio. Segna il primo Austin Day, 4-4, 3-3, -11, -12, ripeto, era il massimo vantaggio per l'Alma di Trieste. Secondo tiro libero per Austin Day, e fa 2 su 2 Day, e vediamo se completerà il gioco da 3 punti, che erano così sul fallo di Voi e Peric. Il terzo tiro libero a disposizione di Austin Day, e fa 3 su 3, e dunque l'Umana Reyer torna a -9.
sul 44-35 dopo 3 minuti e mezzo di gioco. Nel secondo quarto la difesa dell'Umana Reyer riesce in qualche maniera a reggere, ma attenzione, c'è prima però il fischio per il fallo di Marquez Haynes appena rientrato sul parquet, dunque non è valida la prosecuzione dell'azione. Rivediamo ancora il fallo, poi alza la parabola, comunque il pallone non era andato a segno, sembrava un'illusione ottica il tiro di Fernandez, che ora va in lunetta con 2 tiri liberi per riportare alla doppia cifra il vantaggio dell'Alma. Segna il primo Fernandez, vicino anche lui alla doppia cifra. In caso di 2 su 2 dalla lunetta saranno 10 punti per il playmaker spagnolo di coach Dalmasson, e sono 10 punti e sono di nuovo 11 invece di vantaggio per l'Alma di Trieste, che continua a segnare con una continuità unica. 46 punti realizzati in 14 minuti. Bramos per Haynes, Day spalle a canestro marcato da Peric, gran giocata di Austin Day, praticamente senza ritmo, una mano docilissima per riportare il Reyer a -9, e il possesso è nelle mani dell'Alma quando ci avviciniamo alla metà del quarto. Attenzione, un fallo lontano dal pallone, il fallo di Marquez Haynes, secondo fallo di Marquez Haynes in 2 azioni praticamente consecutive, e c'è un cambio per Trieste che rimette in campo Wright al posto di Fernandez, che diciamo che il suo contributo purtroppo per l'Umana Reyer lo ha dato, 10 punti in praticamente 3 minuti e mezzo, mentre vediamo il fallo sullo sfondo commesso da Marquez Haynes. Attenzione, la rimessa effettuata malissimo da Voje Peric, arriva la palla persa per Trieste, deve cercare l'Umana Reyer di approfittare di ogni minima svista di un'Alma che fino a questo momento, soprattutto nel tiro, si è dimostrata formazione di grandissimo livello, si è confermata perché sta attraversando un momento strepitoso nonostante le difficoltà societarie fuori dal campo. Intanto la gran stoppata da parte di Knox, ma il pallone rimane nelle mani dell'Umana Reyer con Bramos, ancora l'1 contro 1 di Stefano Tonut che va via. Strautins si prende il tiro, Stefano Tonut, che canestro, è il suo ritorno da avversario nella sua città. Lo ricordiamo, triestino, anche se è nato a Cantù per motivi contingenti. Il padre giocava nella località Brianzola, ma lui è triestino a tutti gli effetti, basta sentirlo parlare, l'accento non tradisce. E c'è il fallo in attacco di Knox, e dunque un'altra palla persa per Trieste, per l'Umana Reyer che può riavvicinarsi. Partita che sta andando anche un po' a strappi dopo un avvio in cui l'Umana Reyer ha preso 3 punti di vantaggio e poi è riuscita a difenderli dai tentativi di rientro dell'Alma. Adesso c'è stato il +12 per Trieste e adesso è il +7 con palla in mano per gli Orogranata. Marquez Haynes, lo scarico, la circolazione buona, arriva sotto il pallone e segna di nuovo. Torna a segnare Mitchell Watt sul grande assist di Austin Day, parziale di 6-0 per l'Umana Reyer, che vuol dire anche 2-9 e vuol dire soprattutto -5 con l'attacco di Trieste un po' arruffato. Un altro tentativo da 3 punti però questa sera, Cavaliero, ancora lui, e Fernandez hanno mani torride dall'arco e Trieste ritorna a +8 dopo frenando il tentativo di rientro da parte dell'Umana Reyer, che costruisce ancora con buona pazienza, poi va su Austin Day, il contatto con Voje Peric, secondo fallo di Peric, e 2 tiri liberi in arrivo per Austin Day, che, ripeto, pur non essendosi allenato sta facendo comunque una buona partita, cosa che per ora non è riuscito a fare Julian Stone, limitato indubbiamente dalle condizioni non ottimali. Rientra in campo Dragic per Trieste e Strautins va a sedersi in panchina con Austin Day pronto dalla linea della carità. Ancora qualcosa da chiarire, c'è anche Cavaliero che va in panchina per Trieste per la terna arbitrale che è formata da Attard, Paglialunga e Boninsegna. Un chiarimento al tavolo prima di avvicinarsi al pitturato dell'area triestina e consegnare il pallone nelle mani di Austin Day per 2 tiri liberi, per cercare di riavvicinare ulteriormente l'Umana Reyer, che era comunque arrivata a toccare il -5. Sfortunato nel primo tiro libero Austin Day, si rimane a -8, dunque 49-41, secondo tiro libero a disposizione per Austin Day. Mancano
4 minuti e mezzo al termine del primo tempo, un primo tempo veramente piacevole e spettacolare in questo derby. Segna il secondo tiro libero Austin Day e il pubblico dell'Umana Reyer che segue la squadra qui a Trieste, prova a sostenere il tentativo di rimonta della squadra di coach Walter De Raffaele. Ora in difesa il gioco a due con Peric che si prende la tripla e anche Voje Peric ce l'ha quel tiro, ma lo mette in un quarto in cui Trieste sta bombardando il canestro dell'Umana Reyer segnando 52 punti in 16 minuti. Dall'altra parte va su Mitchell Watt, ancora una giocata alla Mitchell Watt che porta a casa anche il fallo di Knox e partenza dal palleggio per un lungo che non è mai facile, ma per Mitchell Watt sembra che sia la cosa più semplice del mondo, mentre rientra in campo per Trieste Daros al posto di Peric dopo la tripla segnata dall'ex dell'Umana Reyer. C'è anche tiro libero supplementare dunque per Mitchell Watt dopo il secondo fallo di Justin Knox. 5-2-4-4 il punteggio che diventa 5-2-4-5 dopo il tiro libero segnato da Mitchell Watt. Chiama la difesa Marquez Haynes e sarà nuovamente zona per l'Umana Reyer. Vediamo come la legge Trieste. Certo che con le percentuali di tiro di Trieste schierarsi a zona è un rischio, ma deve inventarsi qualcosa adesso per cercare di rientrare la squadra di coach Walter De Raffaele. Attenzione a Wright, il tiro dalla media distanza, gran tiro, era abbinato a Watt nelle rotazioni difensive, è riuscito a trovare il fondo della retina per ridare il +9 all'Alma. Bel passaggio di Day, guardate che circolazione per l'Umana Reyer che non sta giocando male, adesso ci prova da 3 punti, arriva il canestro da parte di Marquez Haynes. Dicevo, non sta giocando male l'Umana Reyer, sta giocando una partita stellare l'Alma di Trieste che adesso con Wright va dentro, ma attenzione, nel caos dell'Allianz Dome non si era sentito il fischio, era il fallo di Mitchell Watt. Il fallo del bonus per l'Umana Reyer, ancora il fallo che viene chiamato qui, eccolo qua, sì, giustamente il fischio contro Mitchell Watt a rimbalzo e Mitchell Watt va in panchina. Al suo posto torna un più che positivo Valerio Mazzola. Prima dei tiri liberi per Wright sul 54-48, anzi no, non ci sono i tiri liberi per Wright, c'è solo la rimessa, giustamente perché il fallo è stato fischiato sul rimbalzo. E dunque rimane in attacco Trieste comunque con il tiro di Dragic, l'errore in rimbalzo offensivo, fischio arbitrale. Vediamo che cosa avviene. Terzo fallo di Knox a rimbalzo offensivo, sbaglia Dragic l'attacco del ferro, la spinta di Justin Knox e dunque il pallone che torna nelle mani dell'Umana Reyer che ha un'altra opportunità per riavvicinarsi. E rientra in campo Mosley con i 3 falli di Knox. E attenzione perché viene dato il pallone, anzi i tiri liberi a Michael Bramos, perché era già il bonus Trieste, viene considerato praticamente appunto il fallo a rimbalzo e dunque c'è la possibilità di andare in lunetta. Il possesso non era di Trieste, la palla era contesa e segna il primo tiro libero Michael Bramos per il -5. Umana Reyer può riavvicinarsi ulteriormente. La squadra Oro-Granata era arrivata a toccare il -5, adesso è a -5, ma un altro tiro libero e lo segna Michael Bramos. Dunque 5-4, 5-0 il punteggio con il possesso nelle mani di Trieste verso gli ultimi 3 minuti di questo primo tempo. L'attacco di Wright che scivola sul parquet, viene aggredito e la freccia dice Umana Reyer. Un altro possesso riguadagnato, lo stavo dicendo prima, l'Umana Reyer non sta giocando male, sta giocando una partita stellare Trieste. Appena Trieste ha abbassato un attimino il livello dell'intensità, l'Umana Reyer ne ha approfittato subito per rientrare in partita e adesso avrà il possesso per tornare ad un solo possesso, scusate la ripetizione, o a -2 o a -1 a seconda di quale soluzione di tiro verrà scelta dagli Oro-Granata. Mazzola, il pallone per Tonut, il taglio in uscita di Bramos, ma viene servito a Marquez Haynes, ancora Watt Day con il blocco. Ultimi 9 secondi per l'azione. Haynes va dentro, penetra, scarica, la palla recuperata in qualche maniera e poi c'è l'assist da parte di Austin Day per Valerio Mazzola
forse non limpida questa azione, ma importantissima, perché riporta l'Umana Reyer a -2 a 2 minuti e mezzo dal termine del primo tempo, parziale aperto di 10-2 per gli Oro Granata, che ora perdono, ma sbaglia clamorosamente Wright, l'appoggio al tabellone, e vediamo la possibilità addirittura del vantaggio o del pareggio in canestro, in caso di canestro da 2 punti per l'Umana Reyer, che attacca con il capitano Marquez Haynes, poi Valerio Mazzola va dentro, scarica per Bramos, ancora un passaggio, ma questa volta la palla viene intercettata da Daros, corre in contropiede Trieste, l'errore, c'è un po' di confusione in cambio in questo momento, resta in possesso di palla l'Alma, ultimi 2 minuti, attenzione a Dragic, la sua mano sinistra e la tripla ancora una volta a fermare il tentativo di rientro dell'Umana Reyer. Va a chiamare il time out coach Walter De Raffaele, una tripla ancora una volta pesantissima per il tentativo di rientro completo dell'Umana Reyer, che comunque è riuscita a fare grandissime cose, perché dal 52 a 42 è riuscita a riportarsi al 54 a 52, quindi un parziale, come dicevo in precedenza, di 2-10 dalla tripla di Peric al canestro di Mazzola. Sono trascorsi meno di 2 minuti, con grande pazienza ha costruito dei buoni attacchi l'Umana Reyer, sono arrivati dei canestri importanti per rientrare, ma lo ripeto, le percentuali di Trieste da 3 punti sono qualcosa di clamoroso in questo secondo tempo, e purtroppo c'è un giocatore come Dragic che, lo abbiamo visto, magari può latitare per lunghissimi tratti del match. Tanto rivediamo ancora i dati, con sempre quello 0 sulle palle recuperate dell'Umana Reyer, che fa un po' strano per una difesa intensa come quella degli Oro Granata. Per il resto invece sostanziale parità. Stavo dicendo che Trieste sta tirando con grandissime percentuali, che Dragic si sta scatenando con la tripla, è arrivato alla doppia cifra, e soprattutto ha interrotto un parziale per l'Umana Reyer, che comunque dopo il time out richiesto da coach Walter De Raffaele cercherà ancora la costruzione del gioco per riavvicinarsi ulteriormente nel punteggio. Era arrivata a -2, ha avuto anche il pallone per il pareggio, lo scarico di Bramos però è stato intercettato, e poi è arrivato il contropiede, da cui poi è nata la tripla di Dragic. Qui c'è Tonut che porta a casa un fallo della difesa, non so se sia di Daros o di Mosley, comunque è un fallo che lo manderà in lunetta. Si confronta adesso coach Walter De Raffaele. Tonut non è riuscito a prendersi il tiro, ma ha comunque portato a casa il fallo. Rivediamo ancora Mosley che slitta, poi forse il fallo è anche di Daros, è di un altro esterno, comunque poco cambia. Vediamo i 2 tiri liberi di Stefano Tonut, che però sbaglia il primo tiro libero, e per l'Umana Reyer c'è qualche errore, ma non tantissimi per fortuna dalla lunetta, perché ha tirato tanti liberi la formazione Oro Granata, che adesso è 13-16 dalla lunetta, con il punteggio che dice 5-7-5-2, cioè -5 per gli Oro Granata. Ancora rientra in campo Cavaliero per questo finale di primo tempo, un primo tempo che, al di là di come si concluderà, ha regalato sicuramente spettacolo ai 7.000 presenti qui alla Allianz Dome Palarubini di Trieste. L'attacco di Wright, Cavaliero, ancora una circolazione per Trieste con Dragic, l'avevo detto, quando si accende questo giocatore è qualcosa di incredibile, non come il fratello che gioca in NBA, ma insomma a questi livelli è un ottimo elemento in grado di poter fare anche da solo la differenza. L'attacco dell'Umana Reyer con Haynes, biliga nuovamente sul parquet, ci prova da 3 punti Tonut, l'errore, la lotta rimbalzo, smanaccia Bramos, recupera il pallone in Mazzola e riscarica per Tonut, può attaccare l'Umana Reyer. Tonut va dentro, l'accelerazione, il cambio di mano, il canestro di Stefano Tonut per di nuovo -4 Umana Reyer. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. È il momento di Tonut da una parte, ma il momento di Dragic dall'altra. Infatti lo cercano i compagni. Dragic abbinato a Mazzola, il cambio difensivo, ritorna il suo diretto avversario, cioè Michael Bramos, che è un signor difensore ma un signor attaccante. Dragic che appoggia il tabellone ed è +6 per Trieste. Ultimi possessi del primo tempo, con Marquez Haynes in cabina di regia per l'Umana Reyer. Zoran Dragic, lo vedete, con percentuali che crescono. Il tentativo di Marquez Haynes, l'errore, il rimbalzo di Cavaliero, attenzione
attenzione, c'è una discrepanza di 3 secondi e mezzo tra il cronometro di relazione e quello della partita, e Trieste ovviamente vuole andare avanti il più possibile per concedere meno spazio. C'è Cittadini sul cubo del cambio in caso di interruzione, il possesso nelle mani di Wright, 5 secondi per l'azione di tiro di Trieste che ci prova ancora una volta a 3 punti, questa volta non va Cavaliero, il rimbalzo per l'Umana Reyer con Marquez Haynes che viene rallentato, ci prova da metà campo, non va. E dunque dopo i primi 20 minuti spettacolari qui all'Allianz Dome di Trieste, l'Umana Reyer è in ritardo rispetto all'Alma dopo un primo tempo in cui sono segnati praticamente quasi 120 punti. 6-1 per l'Alma di Trieste, 55 per l'Umana Reyer. Ci sentiamo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Amici sportivi, ben ritrovati dall'Allianz Dome di Trieste dopo un primo tempo spettacolare nel derby del nord-est tra l'Alma Trieste e l'Umana Reyer Venezia. 61-55 il vantaggio per Trieste con percentuali mostruose di tiro. Ricordiamo prima quelle di Trieste che tira 13 su 22 da 2, 9 su 15 da 3, 8 su 8 in liberi, 8 rimbalzi difensivi e 6 difensivi. Miglior realizzatore Dragic con 14 punti in 14 minuti, 10 di Fernandez, 9 di Cavaliero. Per l'Umana Reyer comunque ci sono ottime percentuali lo stesso, perché un 15 su 23 da 2 punti, certo da 3 punti c'è un 4 su 11, un 13 su 16 ai tiri liberi, 7 più 8 i rimbalzi, di cui 8 quindi offensivi, 6 palle perse, 6 assist. Spicca il dato delle 0 palle recuperate. Il miglior realizzatore della partita è Mitchell Watt con 15 punti, anche se ha 3 falli, e infatti non parte in quintetto, al suo posto c'è Austin Day, e Marquez Haynes 12 punti, 7 su 7 dal campo fino a questo momento per Mitchell Watt. In quintetto c'è anche Kennedy al posto di Bramos per l'Umana Reyer, che comincia in fase difensiva con l'attacco di Zoran Dragic, il pallone sotto per Daros che fa sportellate con Kennedy, bel gancio di Daros, e riparte da dove si era fermata praticamente l'Alma di Trieste, trovando subito un canestro. L'attacco di Mazzola per Tonut, il movimento di Marquez Haynes, il capitano riceve, arriva il blocco di Austin Day che riceve, va a attaccare su Daros, prova a farsi largo Austin Day che alza la parabola all'errore, c'è il rimbalzo offensivo di Kennedy, lo scarico, la palla però è nelle mani di Wright per la transizione di Trieste, che attacca il ferro e trova il sottomano di Dragic, riprende subito la doppia cifra di vantaggio la formazione di coach Dalmasson, 6-5-5-5 dopo un minuto di gioco nel corso del secondo tempo. DJ Kennedy per Mazzola,
un po' fermo l'attacco dell'Umana Reyer in questo frangente, il pallone nelle mani di Tonut che va dentro, si trova un muro e viene fischiato lo sfondamento a Stefano Tonut. Vediamo magari se c'era proposto il replay sulla posizione di Zoran Dragic, che mezzo passetto laterale lo fa, forse fischio arbitrale sbagliato in questo caso. Comunque punisce l'Umana Reyer, che ancora non è riuscita a segnare in questo primo minuto di gioco, e perde un altro pallone con lo sfondamento di Tonut, primo fallo del secondo tempo. Il pallone ovviamente nelle mani di Trieste, che costruisce con sempre Wright in cabina di regia. C'è Knox in campo con 3 falli per la formazione triestina. Ricordiamo che anche Micheluota ha 3 falli, ma parte dalla panchina. L'attacco di Daros che ci prova da 3 punti, un errore, Mazzola riesce a tagliare fuori Knox che si lamenta, il pallone nelle mani di DJ Kennedy, servito Austin Day che prova ad attaccare, Daros lo scarico, Mazzola, ancora passaggio per Tonut, chiude ottimamente gli spazi la formazione triestina, va su Tonut e c'è un fischio arbitrale questa volta contro Zoran Dragic al secondo fallo, e in questo caso sì, è giustissima l'interpretazione arbitrale. Bel duello tra questi due talenti del basket, l'italianissimo Stefano Tonut per l'Umana Reyer e invece Zoran Dragic per la formazione di Trieste, che continua ad avere 10 punti di vantaggio. Mazzola, il pallone per DJ Kennedy che apre il palleggio, serve ancora per Stefano Tonut la finta, lo scarico, ultimi secondi per l'azione, attenzione, un secondo e mezzo è costretto a prendersi il tiro Mazzola che scheggia a malapena il ferro, ancora attacco in difficoltà per l'Umana Reyer mentre Trieste continua a cercare di correre. Il pallone rimane nelle mani di Wright, poi c'è Cavaliero, doppio playmaker in campo in questo momento per coach Eugenio Dalmassoni. Il blocco di Knox, ancora Cavaliero che va dentro, scarica per Daros, Wright, un varco, alza la parabola, ma c'è prima il fischio arbitrale per il fallo di Kennedy, secondo fallo di squadra dell'Umana Reyer con Trieste che rimane in attacco. A 7:44 dal termine ci saranno 2 tiri liberi per Wright per muovere ulteriormente il punteggio a favore di Trieste, che di punti di vantaggio ne aveva 6, ne ha avuti anche 12 di vantaggio nel primo tempo. Poi l'Umana Reyer è riuscita a rimontare, mentre sbaglia il primo tiro libero Wright è riuscita a rimontare fino al -2 con anche il possesso per il pareggio. È arrivata una palla persa, da lì un mini break nuovamente di Trieste, che è riuscita ad andare in vantaggio di 6 punti all'intervallo e adesso sta allungando e ci riesce con il tiro libero di Wright fino al +11. La Reyer ovviamente deve assolutamente sbloccarsi in attacco in questo secondo tempo. La palla per DJ Kennedy che prova ad attaccare, poi lo scarico per Tonut che non riesce a recuperare il pallone. Troppe palle perse per l'Umana Reyer in questo avvio di ripresa. Cavaliero, 3 punti e ancora Cavaliero che continua ad infilare dall'arco e chiama subito time out coach Walter De Raffaele, perché la partita sta prendendo la piega peggiore, cioè Trieste ha il nuovo massimo margine, l'Umana Reyer ancora non ha segnato. Ricordavo il +12, guarda caso con una tripla di Cavaliero giunto al 13° minuto di gioco. Adesso di minuti ce ne sono 22,5 sul cronometro dell'Allianz Dome. Il Palarubini di Trieste e la formazione dell'Alma è arrivata sul 69-55. Ovviamente chiama subito time out coach Walter De Raffaele, perché al di là del fatto che Trieste continua a segnare con grandissima continuità, c'è anche un problema in questo momento nell'attacco Oro Granata, che non riesce a costruire il gioco come aveva fatto del resto del primo tempo, perché lo abbiamo detto anche nel momento di difficoltà l'Umana Reyer ha giocato una ottima partita e che ha trovato di fronte una Trieste mostruosa al tiro. Questo tiro di Cavaliero lo conferma ancora una volta se fosse necessario, ma aveva giocato bene nel primo tempo l'Umana Reyer, non sta facendo così in questo avvio di ripresa. Vedremo se la scossa con il time out che ha cercato di dare coach Walter De Raffaele cambierà le cose. Ancora quel dato delle palle recuperate a quota 0 per l'Umana Reyer, non che abbia fatto tanto di meglio l'Alma, ma ripeto, continua a tirare con percentuali impossibili. La rimessa di Austin Day con palla fatta rotolare e raccolta da terra da Marquez Haynes.
Austin Day ancora sul perimetro per Tonut, il movimento di Kennedy, il movimento di Haynes che riceve, arriva il blocco di Mitchell Watt che è tornato in campo. Mitchell Watt fuori per Haynes, va al pick and roll, poi viene servito Watt che prova a farsi largo su Dragic, attenzione 4 secondi, la palla arriva sotto, una stoppata su DJ Kennedy che poi si prende il tiro, arriva all'errore e arriva all'infrazione di 24 secondi, non esce bene dal timeout l'Umana Reyer. Qui rifiutati forse un paio di tiri che potevano essere presi, merito anche della difesa di Trieste sostenuta dai 7000 dell'Allianz Dome. Qui la stoppata subita da Kennedy che poi si trova costretto a lanciare il pallone allo scadere dei 24. Trieste 60,9% al campo e attenzione ancora una tripla questa volta non va. Il rimbalzo nelle mani di DJ Kennedy, ma l'Umana Reyer sempre ferma al palo, sempre ferma a quota 55. L'attacco di Kennedy con il blocco di Watt, ancora DJ Kennedy che serve per Haynes, palla sotto, Mitchell Watt prova a farsi largo e ci voleva Mitchell Watt per sbloccare l'Umana Reyer. Speriamo che questo sia un canestro che dia coraggio alla squadra oro granata. 8 su 8 dal campo, 1 su 1 i tiri liberi per Mitchell Watt, miglior realizzatore della serata, ma per ora non basta. Attenzione a Dragic, sbaglia la tripla, buono per l'Umana Reyer che prende il rimbalzo con Austin Day. C'è Marquez Haynes a superare la metà campo, il capitano ancora con il palleggio, adesso è abbinato a Daros e ovviamente c'è Wright su Day che scarica sull'altro lato per Tonut. 8 secondi per l'azione di tiro, va su Tonut, tiro ad una mano, l'errore, il rimbalzo è per l'Alma con Cavaliero a costruire il gioco. Ancora in punta per Wright con il blocco di Knox, il pallone, scusate, di Mosley, il pallone viene servito a Daros che va a subire il fallo e il fallo di Day, il primo personale, manderà in lunetta Daros con 2 tiri liberi. Pronti a rientrare Bramos e Stone, prova a mischiare un po' le carte coach Walter De Raffaele, escono Haynes e Tonut e dunque un quintetto molto alto quello dell'Umana Reyer con Bramos o Kennedy da 2, vediamo chi dei due giocherà più esterno, e Stone in cabina di regia. Daros sbaglia tiro libero e forse sta sbagliando più tiri liberi che tiri nel campo a questo punto Trieste, anche se al primo tempo aveva 8 su 8 dalla linea della carità. Stone che va a concertare con coach Walter De Raffaele lo schema dopo il secondo tiro libero di Daros che comunque va a segno e dunque Trieste allunga ancora sul 70-57. E vediamo quale sarà lo schema per l'Umana Reyer mentre entra in campo Fernandez e Sanders, partito in quintetto Sanders, poi dimenticato perché Trieste non ne ha avuto bisogno. Fuori Wright e Cavaliero, dunque si adatta anche coach Dalmasson a un quintetto decisamente solido come anche negli esterni. Stone a costruire il gioco per l'Umana Reyer, il blocco di Mitchell Watt, la palla sul perimetro per Austin Day, la mette a terra, serve DJ Kennedy marcato da Dragic, va su Kennedy, è corto il tiro, clamorosamente corto, il rimbalzo è per l'Alma con Fernandez a costruire il gioco per i triestini, palla servita per Mosley che si fa largo, canestro anche in questo caso di altissima fattura ed è il nuovo massimo margine per Trieste, non riesce a cambiare l'inerzia l'Umana Reyer. 7-2, 5-7 e siamo alla metà del quarto. Austin Day, palla per DJ Kennedy, poi la partenza di Mitchell Watt che si trova un muro davanti, segna, ma attenzione, canestro annullato per infrazione di passi. Un'altra infrazione di passi, un'altra palla persa per l'Umana Reyer che a questo punto inserisce in campo Andrea De Nicolao in cabina di regia. Rivediamo la partenza di Mitchell Watt, ma qualche dubbio anche nel vedere il replay ce l'abbiamo, chiede l'infrazione di passi la difesa di Trieste, un po' sbilanciato Mitchell Watt, quindi poteva anche starci il fischio per un fallo. Comunque non è questo il problema, sicuramente il problema è che l'Umana Reyer ha segnato 2 punti in più di 5 minuti di gioco, proprio il canestro di Mitchell Watt. Ci sono anche troppe palle perse, ci sono tanti motivi per cui Trieste sta allungando, rischia l'infrazione di passi da Ross che riceve ancora il pallone, fa saltare l'avversario, poi scarica sotto per Mosley che schiaccia ed è 4-5-7 a 4 minuti e mezzo dal termine del quarto. Niente da fare per l'Umana Reyer che vede sempre più allontanarsi i padroni di casa. Mosley buon impatto con Knox gravato da 3 falli,
l'attacco di Andrea De Nicolao per l'Umana Reyer, riceve Bramos che fa saltare l'avversario, scambia ancora con Mitchell Watt, ancora il gioco a due e subisce il fallo da Fernandez. Mitchell Watt, il secondo fallo, scusate, il primo fallo di Fernandez, il secondo fallo di squadra per l'Alma, mentre l'Umana Reyer reinserisce in campo Valerio Mazzola al posto di Austin Day, che ovviamente sta calando, non ha sufficienti minuti di allenamento nelle gambe per reggere l'intera partita, e adesso ritorna in campo un Valerio Mazzola che comunque ha fatto ottimamente nella partita. Il possesso per l'Umana Reyer nelle mani di Michael Bramos, si entra negli ultimi 4 minuti di gioco. Mitchell Watt prova a farsi largo e gli strappa il pallone, almeno inizialmente Sanders, poi la riapertura De Nicolao da 3 punti sul primo ferro, la lotta a rimbalzo, premi ancora una volta Trieste che va alla transizione senza ovviamente fretta. Dragic esagera forse un po' con il palleggio, litiga con il pallone da Ross che prova a farsi largo, gran movimento e gran canestro. Questa sera entra veramente tutto a Trieste, che di punti di vantaggio addirittura adesso ne ha 19. Continuiamo purtroppo ad aggiornare il massimo margine di Trieste, perché l'Umana Reyer continua ad aver segnato soli 2 punti in questo terzo quarto, con Andrea De Nicolao che prova a sfruttare il blocco di Mitchell Watt, invece arriva la palla persa. Vediamo se palla persa, no, è fallo. È il fallo di Fernandez che spende il secondo personale, il terzo di squadra per l'Alma di Trieste, che però può tranquillamente gestire anche questo tipo di problema, perché di punti di vantaggio ne ha 19 e i minuti trascorrono. Il pallone nelle mani di Andrea De Nicolao che penetra, serve, no, non riesce per Mitchell Watt, il pallone viene toccato con il piede e dunque viene riciclato a 14 il cronometro dell'azione, 3:10 dal termine del terzo quarto, con Andrea De Nicolao che è pronto ad effettuare la rimessa, ma c'è un cambio per l'Alma che rimette in campo Strautins al posto di Dragic. Ecco, Dragic in questo quarto assolutamente non si è visto, ma lo avevamo detto nel primo tempo, è un giocatore che può anche latitare per tutta la partita, ma quando è necessario si sa accendere, e lo ha dimostrato anche appunto nella prima frazione. Mitchell Watt, sempre cercato dai compagni, prova a farsi largo, il gancio con la mano destra. Il primo errore della partita non è la sua mano, ma il fatto che anche il giocatore che fino a questo momento non aveva sbagliato un tiro. Intanto c'è il fallo di Andrea De Nicolao per l'Umana Reyer. Dicevo, anche un giocatore come Mitchell Watt che fino a questo momento non aveva sbagliato nemmeno un tiro arrivi a sbagliare, significa proprio che il momento è difficile per l'Umana Reyer. Primo fallo di De Nicolao, è il fallo però del bonus per l'Umana Reyer, e dunque avrà anche questa opportunità l'Alma sul più 19 quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti del terzo quarto. Fernandez, il palleggio reiterato da parte di Fernandez, passo laterale, tiro e canestro, ancora sopra i 20 punti il vantaggio di Trieste. La montagna che si erge davanti all'Umana Reyer è immensa, e soprattutto perché non segna la squadra in questo quarto. Rimangono 2 i punti in 7 minuti e mezzo. Vediamo se da questo attacco verrà fuori qualcosa. De Nicolao prova ad accelerare, poi si ferma, subisce il fallo, ancora una volta il fallo di Fernandez, terzo personale, tutti spesi in questa frazione di secondo tempo, e bonus speso anche per Trieste. Viene subito riappaiata la situazione falli delle due squadre, ma l'Umana Reyer vede correre il cronometro, vede Trieste sopra di 21, deve accelerare, deve trovare la via del canestro. De Nicolao gioca 2 con Watt, una tripla aperta per Julian Stone, non è assolutamente in serata, poi la palla recuperata comunque in attacco, e De Nicolao, è un canestro che è quasi un gol per l'Umana Reyer, perché interrompe il parziale di Trieste, solamente momentaneamente interrotto dal canestro di Mitchell Watt dopo il time out richiesto dal coach Walter De Raffaele. Il quarto punto del quarto per l'Umana Reyer. Adesso c'è un fischio però anche contro Stone, e dunque, siccome il bonus è speso, Strautins potrà andare in lunetta, mentre entra in campo Voi e Peric per la formazione triestina. 2 tiri liberi in arrivo per Strautins, perché l'Umana Reyer è al bonus ed è sotto di 19 dopo il canestro segnato da Andrea De Nicolao, che ripeto è suonato quasi come un gol. Strautins però segna ed è più 20 per Trieste, e secondo tiro libero a disposizione del giocatore di ormai passaporto italiano, anche se lettone di origine. 2 su 2 per Strautins, e 8-0, 5-9
vedrà aggiornato adesso anche la grafica, il vantaggio per la Alma di Trieste, con la grafica aggiornata purtroppo per l'Umana Reyer. Il pallone di Stone, servito ancora Mitchell Watt, fuori per De Nicolao che finge, poi prova lo stesso tiro segnato in precedenza, arriva l'errore, arriva la transizione veloce per l'Alma di Trieste che porta a casa il fallo ancora una volta di Julian Stone, ed è il terzo fallo di Stone, e si andrà in lunetta con Sanders dopo il time out, perché ha chiesto giustamente time out ancora una volta coach Walter De Raffaele, scusate, Strautins, non Sanders, a subire il fallo. C'è anche un colore di pelle che mi sono perso nel dire che il fallo è arrivato da parte del giocatore di quintetto, ma cambia poco. Purtroppo è il quarto di difficoltà dell'Umana Reyer. Nelle ultime partite era già successo di avere grandi difficoltà a segnare in un periodo, ricordiamo ad esempio a Brindisi l'ultimo quarto che valse la sconfitta. Umana Reyer che in caso di sconfitta dovrà vedere il risultato, anzi il risultato della partita di Cantù con Varese. In caso di sconfitta di Varese, l'Umana Reyer sarà comunque qualificata per i playoff, ma chiaramente verrà riagganciata al secondo posto, o verrebbe, continuiamo a usare il condizionale, continuiamo a essere positivi, anche se questo quarto ci ha un po' smorzato gli entusiasmi del primo tempo. Dicevo, in caso di sconfitta sarebbe affiancata al secondo posto da Cremona, e questo con lo scontro diretto a 3 giornate alla fine da giocare, alla penultima giornata in quel di Cremona, rischia di riaprire appunto la corsa al ruolo di vice Milano, anche se giustamente coach Walter De Raffaele ha ricordato come conti relativamente il fattore campo in una serie di playoff in cui si gioca incontri estremamente ravvicinati ogni 48 ore praticamente in campo, e dunque cambia veramente poco essere secondi o terzi. Intanto Strautins dopo il time out fa il suo dovere, segna il primo, e attenzione perché se ha già dato il massimo vantaggio a Trieste, diventa addirittura più 23, 8-2-5-9. c'è un minuto e mezzo per cercare di limare qualcosa per l'Umana Reyer, anche se i 23 punti di ritardo, adesso verrà aggiornata spero anche la grafica, eccolo qui, i 23 punti di ritardo sono tanti, troppi per sperare di espugnare questo parquet. Intanto Watt riprende a segnare, ha sbagliato il primo tiro della sua partita in precedenza, ma è sicuramente il migliore dell'Umana Reyer anche in questa trasferta, in questo derby di Trieste Pasquale. Guardate ancora anche il dato dei punti della panchina. Trieste è squadra lunga, ma l'Umana Reyer non è da meno. Vediamo, intanto sta facendo buona guardia in difesa e costringe Fernandez ad un tiro da distanza siderale. La palla viene recuperata, ma in frazione di 24, anzi forse anche ha pestato la linea Sanders nel tentativo di recuperare il pallone. Piccoli segnali di vitalità, diciamo, dell'Umana Reyer dopo il time out richiesto da coach Walter De Raffaele, e ultimi possessi del quarto, ripeto, per cercare di rendere meno impossibile la scalata negli ultimi 10 minuti di gioco qui all'Allianz Dome. L'attacco di Kennedy, il pallone per Stone che prova ad accelerare su Peric, rischia di perdere la maniglia Julian Stone, poi appoggia il tabellone, l'errore, il possesso è per Trieste con Fernandez che serve per Peric, ancora Fernandez in punta per l'Alma, il pallone servito per Strautins, poi è Peric ben controllato da Kennedy, Peric lo scarico, Strautins finge il tiro, poi se lo prende, ma c'è l'infrazione ai passi da parte del numero 12 dell'Alma, e dunque l'ultimo tiro del quarto sarà per l'Umana Reyer, che è pronta ad inserire nuovamente Tonut per l'ultimo possesso appunto del tempo. Fuori Julian Stone che riceve il 5 da coach Walter De Raffaele, che capisce anche come sia limitante per il giocatore rendersi conto di non poter essere al suo top. Seguiamo questa azione, speriamo che almeno si torni sotto i 20 punti di ritardo nell'ultimo possesso del terzo quarto. A Marquez Haynes va dentro, in qualche maniera riesce a servire il pallone per Mitchell Watt, allo scadere segna Mitchell Watt, e diciamo che almeno non si è sotto i 20 punti di ritardo. Sono 19 però, perché dopo 30 minuti di gioco all'Allianz Dome il punteggio dice Umana Reyer 63, scusate, e invece per l'Alma Trieste sono ben 82 i punti.
Reyer ha segnato 4 punti in 8 minuti e mezzo abbondanti di gioco, mentre Trieste ha continuato sulle percentuali realizzative anche questo quarto, sia pur leggermente prolifico rispetto a quanto visto nel primo tempo. Ha visto la formazione di coach Dalmasson segnare comunque 21 punti e toccare il massimo margine sul più 23, 82-59, quando mancava 1 minuto e mezzo al termine del quarto. Nel basket tutto è possibile, l'abbiamo già detto tante volte, ma ci sembra che l'inerzia anche mentale sia tutta dalla parte della squadra di coach Dalmasson. Starà a Lumana Reyer far sì che questo non avvenga, sarà alla squadra Oro-Granata far sì che Trieste non si porti sul 2-0 nella sfida diretta stagionale. Già ha espugnato il Taliercio, la formazione di Dalmasson, non potrà raggiungere Lumana Reyer. Sarà difficile appunto che le due squadre concludano appaiate, ma anche dal punto di vista psicologico non a caso il pubblico dell'Allianz Dome è pronto ad intonare un vinceremo il tricolor. L'abbiamo già sentito un po' sugli spalti, consci che Lumana Reyer ha vinto lo scudetto 2 stagioni fa e Trieste, da neopromossa, sta facendo un campionato strepitoso, anche se, come ha sottolineato in settimana coach Walter De Raffaele, questa non è la classica neopromossa, questa è una signora squadra che può sicuramente essere una mina vagante anche nei playoff. Il primo attacco dell'ultimo quarto per Lumana Reyer con DJ Kennedy che trova il fondo della retina, vediamo se cambierà qualcosa. Intanto è cominciato con un canestro l'ultimo periodo della partita degli Oro Granata, che ora devono alzare anche il livello difensivo. È rientrato in campo adesso Justin Knox, che si prende il tiro, arriva l'errore, la lotta a rimbalzo, premia però Arthur Strautins, marcato da DJ Kennedy con la mano sinistra. Strautins deve prendersi il tiro e ancora una volta gli viene sanzionata infrazione di passi. È la seconda volta che Strautins viene fermato dagli arbitri per questo tipo di infrazione e Lumana Reyer ha di nuovo il pallone in mano, anche se sotto di 17, e comincia a costruire con Marquez Haynes, il consegnato per DJ Kennedy, si fa vedere e riceve Mitchell Watt, si va da Michael Bramos, ancora Kennedy che ha di fronte Peric, il palleggio di Kennedy che vede un'altra volta il varco all'interno dell'area, si prende il tiro, anzi no, dà l'assist a Watt e il fallo di Peric è abbastanza evidente, anche se il croato alza le mani, una spinta. Vediamo ancora il replay, come i due si aggancino, poi Peric continua a spingere fuori Mitchell Watt e dunque ci saranno 2 tiri liberi per Lumana Reyer, anzi no scusate, c'è il terzo fallo, ovviamente la rimessa perché non era azione di tiro. Terzo fallo, dicevo, di Peric, primo di squadra per Trieste, ci prova Tonut da 3 punti, ancora sul primo ferro il rimbalzo di Peric che si rifà subito, ovviamente il cronometro, anche se ce n'è ancora tanti di minuti da giocare, ma gioca con la squadra di casa che ha un margine di 17 punti e dunque può cominciare anche a ragionare, anche se la sua natura, intanto prende la tripla e la sbaglia Fernandez, è quella di giocare a 1000 all'ora. Vedremo se questo potrà essere un fattore tale da frenare la squadra di Dalmasson. Sappiamo che le squadre che sono abituate ad un certo tipo di gioco non hanno latitudine a gestire, magari se rallenteranno troppo rischieranno di lasciare deragliare la partita, ma bisogna che anche Lumana Reyer sia brava in attacco. Invece sta soffrendo la difesa di Trieste e arriva un tiro da 3 punti di Haynes che scheggia il ferro, ma il rimbalzo è nelle mani di DJ Kennedy che prova ad attaccare su Peric, si prende il tiro, lo sbaglia, un altro rimbalzo offensivo per Kennedy, palla fuori per la penetrazione di Tonut, ancora Bramos, l'uscita troppo intensa da parte di Sanders che arriva al terzo fallo e concede a Lumana Reyer un secondaggio, scusate il termine innovativo, un secondaggio, cioè più secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer che era quasi allo scadere dei 24, però il cronometro continua a correre, di minuti ce ne sono meno di 8, di punti da recuperare ce ne sono 17 per l'Umana Reyer che rimette in campo con Kennedy, il pallone per Haynes, il blocco di Watt su Fernandez, la palla per Watt che finge il tiro da 3 punti, poi apre il palleggio, consegna per Stefano Tonut dentro, il pallone in angolo per Marquez Haynes che è costretto a prendersi il tiro in sospensione, ma mette la tripla allo scadere dei 24, un segnale importante alla partita lo ha dato il capitano con questa tripla, meno 14 per l'Umana Reyer che era meno 23, lo ricordiamo, sul 82-59, dunque a cavallo tra i due quarti c'è un parziale aperto di 9-0 per l'Umana Reyer che adesso alza il livello difensivo. Attenzione alla tripla di Fernandez,
ogni volta che l'Umana Reyer prova a rialzare la testa arriva una tripla di Trieste che dà una martellata al morale degli Orogranata, oltre che una ulteriore inchiodata al punteggio. 8-5-6-8, 17 punti di nuovo da recuperare per l'Umana Reyer, che aveva trovato una tripla quasi impossibile per Haynes. La difesa di Trieste comunque è di un ottimo livello, abbiamo sottolineato, intanto c'è un errore purtroppo ancora in attacco nel tiro, questa volta per Michael Bramos. Dicevo, avevamo sottolineato come le percentuali d'attacco di Trieste siano eccezionali, ma anche in difesa sta facendo ottimamente la squadra di Dalmasson, che si prende un altro tiro, ma arriva il fallo in attacco di Justin Knox, che spinge Mitchell Watt. Terzo fallo di squadra, ma soprattutto quarto personale per il centro di Trieste, mentre l'Umana Reyer rimette in campo Austin Day al posto di Michael Bramos. Trieste propone nuovamente sul parquet Wright e Dragic. Rivediamo ancora la spinta da parte di Justin Knox, che si fa largo così su Mitchell Watt e viene punito con il quarto fallo personale, e vediamo adesso anche la grafica che lo ricorda. Umana Reyer è a meno 17 e Marquez Haynes è in cabina di regia a costruire il gioco con il blocco di Mitchell Watt, che viene servito, va su Mitchell Watt, trova il canestro, trova anche il quinto fallo di Justin Knox, che finisce qui la partita. Rientra in campo Mosley per Trieste. Ancora la possibilità dell'Umana Reyer di tener vivo il match. 8-5-7-1 il vantaggio di 7-0 può diventare di 14 punti in caso di tiro libero supplementare di Mitchell Watt, e intanto Knox è fuori dalla partita. Mosley è fatto ottimamente, va detto, al suo posto, però diciamo che è un giocatore che è molto importante negli schemi di Dalmasson. E arriva il tiro libero, quasi l'avessi sentito in precedenza, di Mitchell Watt per l'8-5-7-1, e vediamo un Dalmasson non più così sereno, anche perché l'Umana Reyer si sta ritrovando in attacco, si sta ritrovando in difesa, e Trieste, come dicevo, forse ha rallentato troppo e non sta giocando secondo i suoi schemi. Intanto c'è il fallo però di Austin Day, primo fallo di squadra per l'Umana Reyer, che, ripeto, pur avendo alzato il livello difensivo, lo ha fatto ancora una volta in maniera assolutamente corretta. La rimessa, il secondo fallo di Austin Day dal lato, è nelle mani di Dragic per Trieste. L'uscita di Wright, che riceve il blocco di Mosley, ancora Wright che cambia direzione, va su, appoggia al tabellone. Questo è un gran canestro da parte di Wright, sia dal punto di vista dell'importanza nella partita, sia dal punto di vista tecnico. Una gran giocata di Wright che ridà il più 16 all'Alma. Marquez Haynes continua a giocare a due con Mitchell Watt, serve per Austin Day, il tiro di Austin Day è corto, ma c'è rimbalzo offensivo ancora una volta per Marquez Haynes, che va sulla linea di fondo. Il pallone viene toccato da Sanders, la rimessa è per l'Umana Reyer con 10 secondi però sul cronometro dell'azione. Bisognerà stare attenti, si lamenta Sanders che il giocatore dell'Umana Reyer avesse pestato la linea di fondo campo. In realtà Marquez Haynes è riuscito a camminare sempre all'interno del terreno, e l'ultima deviazione è di Sanders. Ora qualche richiamo da parte della terna arbitrale, rivediamo ancora l'errore, il rimbalzo di Haynes. No, si torna in campo come è giusto che sia, perché si è ripreso a giocare con Austin Day. Lo scambio con Kennedy nuovamente sul parquet, anche Andrea De Nicolao che va sulla linea di fondo, riapre per Austin Day, fa partire la tripla, a segno, no. Avevo percepito come il tiro fosse partito dopo lo scadere di 24. Dicevo appunto c'erano 10 secondi, evidentemente l'Umana Reyer non è riuscita a gestire anche questo fattore. Peccato, perché sarebbe stata una tripla importantissima. Anche, ripeto, dal punto di vista psicologico sarebbe stato il meno 13, in realtà si rimane a meno 16 con il pallone nelle mani dell'Alma di Trieste, e c'è il fallo da parte di Stefano Tonuti, il terzo personale, il secondo di squadra per l'Umana Reyer nel quarto. 5 minuti e mezzo esatti da giocare nella partita. Come dicevo prima, Trieste sta anche gestendo, anche se non è nella sua natura. Ha segnato solo 5 punti in 4 minuti e mezzo, ma aveva un margine che era di tutta sicurezza 19 punti. Adesso ne ha comunque 16 di vantaggio, anche il pallone in mano, e c'è anche il fallo di Andrea De Nicolao, il
terzo di squadra, il secondo personale di De Nicolao. Con la nuova rimessa per Trieste sono trascorsi 10 secondi, ne ha ancora 14 per l'azione di tiro la squadra di coach Eugenio Dalmasson. Prova la panchina dell'Umana Reyer a scuotere gli Oro Granata in questo difficilissimo tentativo di rimonta al right. Ha di fronte Mitchell Watt, lo attacca, va sul right, il sottomano rovesciato non va, ma c'è il rimbalzo offensivo di Peric, poi ancora al right, dall'arco l'errore, Peric non tagliato fuori da Mitchell Watt, appoggia al tabellone e ritornano 18 i punti da recuperare per l'Umana Reyer. Siamo nella seconda metà dell'ultimo e decisivo quarto di questo derby del nord-est all'Allianz Dome di Trieste. Va Kennedy, spalle a canestro su Dragic, lo scarico per Watt, addirittura quadruplicato Mitchell Watt, la palla schizza fuori, va Stefano Tonut con la tripla a segno, ancora un sussulto dell'Umana Reyer, meno 15. Il tempo però comincia a scarseggiare, il pallone nelle mani di addirittura Sanders in cabina di regia. Adesso si va dal right, come è logico che sia, abbinato ancora una volta Mitchell Watt sul cambio difensivo, e attenzione perché c'è il fallo in attacco portato a casa da Andrea De Nicolao, è il fallo di Mosley ed è il terzo fallo della partita per il lungo di Dalmasson, ed è la prima palla recuperata per l'Umana Reyer, dato significativo quando mancano 4:24. Adesso Dalmasson che si confronta con gli arbitri, che lo ricordo sono Attard, Paglialunga e Boninsegna, e il pallone nelle mani dell'Umana Reyer con la tripla di Tonut che ha dato un sussulto di speranza. Assolutamente non è vicina l'impresa, perché 15 punti sono tantissimi, 4 minuti e mezzo, però ancora noi vogliamo crederci. Il pallone per Watt sulla linea di fondo e pesta la linea di fondo. Qui il fischio arbitrale è un po' al limite, perché secondo me su quella linea di fondo ce l'ha mandato con lo scivolamento Mosley. Comunque la palla torna nelle mani di Trieste. Come sentite dal nostro tono di voce, ogni volta che c'è una flebile fiammella di speranza per l'Umana Reyer, Trieste riesce sempre a spegnerla, e questo si ripercuote anche sul tono della nostra telecronaca. L'attacco di Wright, il gioco a due con Mosley che riceve, arriva la stoppata e no, c'è il fallo da parte di Andrea De Nicolao. E attenzione perché De Nicolao continua a parlare con gli arbitri, vediamo qual è la decisione degli arbitri. Intanto tentativo di recupero di De Nicolao su Mosley, qui non si riesce a capire, e c'è anche il tecnico, infatti era quello che temevo, avevo capito che era questo l'atteggiamento degli arbitri sulle proteste di Andrea De Nicolao. Non so se il fallo ci fosse, ripeto, intanto segna Dragic il tiro libero, dalle immagini non si è capito. De Nicolao ancora che si confronta, il quarto fallo personale, ma soprattutto Dragic ha fatto 9-0-7-4, adesso c'è Mosley in lunetta e mancano meno di 4 minuti alla fine della partita. Qui potrebbe essere questo lo snodo decisivo per incanalare definitivamente la partita sui binari di Trieste. Segna Mosley e dunque è 9-1-7-4 con Trieste che potrà cercare di avvicinare anche quota 100, pronto ad entrare Marquez in campo per l'Umana Reyer. Mosley fa 2-2 ed ecco Marquez che prende il posto di un nervoso Andrea De Nicolao. È tornata a 17 punti la formazione triestina con questo gioco da 3 punti, sommando il tecnico ai 2 tiri liberi che il centro Mosley ha realizzato con estrema precisione. Vediamo se l'Umana Reyer riuscirà ancora una volta a continuare a crederci. Più passi i minuti più sarà difficile. Intanto Watt che viene messo a terra da Mosley, quarto fallo anche per Mosley a 3:45 dalla fine, è un dato sicuramente positivo anche perché manda in lunetta Mitchell Watt con 2 tiri liberi. Le squadre sono già al bonus, già speso, rivediamo ancora la trattenuta per la maglietta e poi anche la spinta, e dunque è giustissimo il fallo che manda in lunetta Mitchell Watt. Tempo purtroppo ce n'è poco, ma bisogna continuare a giocare, bisogna cercare veramente di far andare in panico Trieste. Watt continua a fare il suo, segna il primo tiro libero, ha il secondo a disposizione, sarebbe meno 16 in caso di 2-2 da parte del numero 50 in maglia bianca, con cuore oro granata, possiamo dirlo assolutamente, come quello che vediamo sul sfondo dei tifosi che sventolano le bandiere con il leone di San Marco, ed è 2-2 per Mitchell Watt. Dunque l'Umana Reyer è 9-2-7-6
9-6 con il possesso di Wright, marcato da Haynes, prova a alzare la pressione L'Umana Reyer, arriva all'aiuto di Tonut che poi cade a terra, attenzione, c'è la possibilità per Wright che va dentro e la palla per L'Umana Reyer, ha esagerato Wright con Mosley che chiedeva un tocco ma il pallone è per gli Oro Granata. Vediamo che cosa sapranno costruire i giocatori di coach Walter De Raffaele. Meno 16 il punteggio, 3 minuti e mezzo con Haynes che parte senza accelerare più di tanto nell'azione. Bramos riporta un blocco, ne porta uno anche Valerio Mazzola nuovamente sul terreno di gioco e attenzione perché c'è il fallo di Mitchell Watt, il blocco in attacco con palla persa per L'Umana Reyer, niente da fare. Ogni volta che si prova a tenere aperta la speranza arriva sempre una mazzata, che si chiami tripla, che si chiami palla persa, che si chiami quello che volete. Alla fine Trieste comunque è lì a gestire il vantaggio che è di 16 punti e ne mancano solo 3 di minuti con Peric che accelera, va a subire il fallo di Mazzola. Abbiamo già detto che le squadre sono al bonus e andrà in lunetta con 2 tiri liberi Voi e Peric. In caso di 2 su 2 sarà più 18 per Trieste con appunto 3 minuti e 09 da giocare. Cioè, primo tiro libero per il numero 2 di Trieste, segna l'ex L'Umana Reyer, Voi e Peric, il 9-3-7-6 ed è sempre quel più 17 che sta un po' costituendo la costante in questo quarto conclusivo. Sbaglia il secondo per il buon intervento di Valerio Mazzola Voi e Peric e dunque L'Umana Reyer ancora il pallone sul meno 17 per andare in attacco. Tonut, il blocco di Mitchell Watt, ancora Stefano Tonut col palleggio reiterato, riporta il blocco Watt, mantiene il palleggio aperto Tonut che scarica per Watt, palla fuori Valerio Mazzola quasi allo scadere di 24, mette la tripla e L'Umana Reyer è a meno 14 con il coach Dalmasson che non vuole lasciare nulla di intentato, chiama subito time out. È un ritardo tra virgolette minimo, anche se ripeto, da giocare ce n'è ben poco di questo derby del nord-est che potrebbe essere la quinta vittoria consecutiva per l'Alma di Trieste, la terza sconfitta esterna consecutiva per L'Umana Reyer che aveva un calendario piuttosto complicato affrontando alcune delle formazioni più in forma del campionato in questo girone di ritorno. Varese Brindisi fuori casa, poi Cantù in casa e adesso Trieste qui all'Allianz Dome. Sono arrivate delle sconfitte a Varese praticamente seguendo per tutta la partita, a Brindisi per quell'ultimo disgraziato quarto che abbiamo già ricordato in precedenza, poi invece con Cantù L'Umana Reyer è riuscita ad avere un sussulto d'orgoglio riprendendo la partita nei minuti finali. Cantù che era la miglior squadra nel girone di ritorno quando si è presentata al Tagliercio, L'Umana Reyer è riuscita a riagguantare la partita e a portarla all'overtime, dove anche in questo caso nei minuti finali è riuscita a concretizzare la rimonta. Adesso a Trieste che ripeto arrivava da 4 vittorie consecutive ed è a caccia di punti playoff perché ripeto L'Umana Reyer anche in caso di sconfitta potrebbe questa sera avere la matematica certezza di prendere parte alla post season. Ebbene appunto a Trieste sta maturando una sconfitta pesante anche nel punteggio. Seguiamo comunque questo ultimo rush di partita, meno di 3 minuti da giocare con il possesso sul più 14 per l'Alma di Trieste che attacca con Voi e Peric lasciato libero sull'arco e arriva la tripla di Peric. Diciamo che qui cominciano a correre i titoli di coda perché di nuovo più 17 per la formazione di coach Dalmasson, un altro ex, così come Peric che ha infilato la tripla alla seconda su 2 tentativi nella sua partita. Mitchell Watt, spalle a canestro, prova a farsi largo, sbaglia e di non poco il gancio, questa volta con la sua mano, quella mancina. Il possesso è per l'Alma quando entriamo negli ultimi 2 minuti di gioco. Sembra non crederci più neanche coach Walter De Raffaele in piedi davanti alla panchina, ma più a parlare con l'arbitro che con i suoi. Intanto c'è il terzo fallo di Mazzola e Peric andrà in lunetta con 2 tiri liberi per riportare Trieste. Vediamo 9-6, 7-9 il punteggio per riportarla praticamente quasi al ventello di vantaggio con cui ci si è presentati in questo ultimo quarto. Segna il primo tiro libero Peric e ne avrà un'altra a disposizione, era più 19 all'ultimo intervallo, potrebbe tornare più 19 con questo secondo tiro libero a disposizione di Voi e Peric.
che fa 2-2 ed eccolo il più 19 nuovamente per Trieste, 9-8, 7-9 e il pubblico comincia sì a cantare vinceremo il tricolore e questo lo testimoniamo, è il segno che la partita ormai è andata. 19 punti da recuperare, meno di 2 minuti, l'attacco dell'Umana Reyer con Marquez Sainz che non accelera, l'assist sotto il sottomano di Valerio Mazzola, 9-8, 8-1. Credo che a questo punto manchi soltanto il punteggio per dire con che score si aggiudicherà la partita l'Alma di Trieste. Perso Perci, la difesa dell'Umana Reyer è completamente ferma e anche questo testimonia come non ci creda più la squadra orogranata. Peric sta aumentando il proprio bottino personale, intanto Tonut con una delle sue accelerazioni, una schiacciata più di rabbia che peraltro, perché tornava nella sua Trieste Stefano Tonut, sperava sicuramente in un risultato diverso, invece a vincere è l'Alma di Trieste. L'Umana Reyer rimane seconda in classifica, ma dovrà sicuramente fare di più nelle ultime 3 partite, a partire da quella con Reggio Emilia. Intanto ancora Peric a segnare il 102-83, ha superato quota 100 l'Alma di Trieste. Dicevo, domenica prossima in casa con Reggio Emilia, una squadra che sta facendo decisamente peggio rispetto agli anni scorsi, quando è arrivata 2 volte alla finale scudetto, ma ha ancora un obiettivo importante nelle proprie mani, quello della salvezza, perché ci sono 4 squadre a giocarsi l'unico posto che porta le squadre alla retrocessione. Qui c'è anche tempo per lo spettacolo, per la schiacciata di Mosley sull'alley-oop di Wright. Ormai veramente è finita questa partita con gli ultimi possessi che serviranno veramente solo per aggiornare lo score finale. L'Umana Reyer esce sconfitta dall'Allianz Dome, l'Allianz Dome che vede il ritorno di Tonut, a segno ancora una volta il triestino dell'Umana Reyer, ma serve a poco, è 104-85. Vedremo se si arriverà fino alla fine. No, perché c'è una discrepanza di qualche secondo tra il cronometro dell'azione e quello della partita, ma credo che l'Umana Reyer non avrà voglia in ogni caso di andare a pressare o ad attaccare e insomma probabilmente finirà così e il pallone è lì all'interno del campo, lo si lascia correre. Adesso c'è solo il tempo per la rimessa, ma ripetiamo, credo che nemmeno l'Umana Reyer prenderà l'ultimo tiro. 104-85 è il punteggio con cui l'Alma Trieste batte l'Umana Reyer, rimane assolutamente in corsa per i playoff la squadra di Dalmasson. L'Umana Reyer dovrà, ripeto ancora una volta, cercare di riprendere il suo ritmo nelle ultime 3 partite. Dall'Allianz Dome Pala Rubini di Trieste è tutto. Alberto Minazzi vi ringrazia per averci seguito e vi dà appuntamento alle prossime partite degli Orogranata.